Un'assemblea della CGIL in vista della manifestazione nazionale di dopodomani a Roma. Rispetto, ma di che cosa in particolare? Di tre cose fondamentali. Innanzitutto del lavoro, perché la decisione di reintrodurre i voucher dice una cosa molto semplice, che si pensa al lavoro che deve costare sempre di meno, che deve essere sempre meno pieno di diritti e di tutele. È un lavoro che non premia l'Italia innanzitutto, oltre a offendere la dignità dei lavoratrici e lavoratori. In secondo luogo rispetto per la democrazia, perché sono milioni le persone che avevano firmato per il referendum, sono milioni le persone che avrebbero voluto votare e bisogna avere rispetto anche dello stesso Parlamento, perché in un paese civile un Parlamento non può ad aprile abrogare i voucher e a maggio rimetterli, perché questa è pura follia. In terzo luogo rispetto per la Costituzione, perché se passa il principio che per non farti fare un referendum io ti faccio la legge e poi te la smonto 15 giorni dopo, così abbiamo stracciato la Costituzione e noi questo non lo possiamo accettare. Dopodomani a Roma un forte segnale al governo su alcuni temi che la CGIL sta anche discutendo questa mattina ad Agrigento. Sì, dopodomani una grande manifestazione nazionale che svolgeremo a Roma, a cui la Sicilia darà un grande contributo. Il nostro obiettivo è quello di sempre, noi vogliamo restituire centralità al lavoro in questo Paese. Lo diciamo in un momento di crisi profonda, lo diciamo in un momento di crisi lunghissima, lo diciamo in un momento dove il lavoro ancora oggi, nonostante la propaganda, nonostante questa crescita del PIL che sicuramente ci fa piacere, non c'è, non si trova, si continua a perdere ed è soprattutto svalorizzato. Oggi il problema del lavoro è anche di chi un lavoro ce l'ha perché non riesce ad avere garantito un reddito dignitoso. Ci sarà una delegazione di agrigentini per sostenere questa protesta? Sì, ci sarà una folta delegazione della CGIL dell'Argentina, saremo oltre 100 a quella manifestazione e saremo lì per dire che noi non ci stiamo, che pretendiamo rispetto al fatto che il governo cerca veramente con una strategia che ha dell'incredibile di bypassare il referendum che abbiamo proposto. Non era mai successo nella storia di questo Paese che si arrivasse a tanto, cioè che si potessero prendere in giro le istituzioni. Da un lato il governo annuncia e fa un decreto per abolire i voucher e quindi bypassare il referendum e poi surrettiziamente nella legge di stabilità, peraltro che è una legge in cui ovviamente i voucher non c'entrano nulla, reintroduce quello che fa uscire dalla finestra. A questo sfregio di democrazia noi non ci stiamo e quindi ritorniamo a Roma per dire intanto questo, ma per rilanciare l'altra gamba su cui anche in provincia di Agrigento poi continueremo la battaglia, per rilanciare la battaglia sul lavoro, perché noi non vediamo scissi, non pensiamo che debbano essere scissi lavoro e diritti, per noi i diritti e il lavoro vanno insieme, non c'è un prima e un dopo, vanno insieme perché un lavoro senza diritti non è un lavoro.